Rieccoci martedì sera l'appuntamento con il sindaco risponde, ricordo alle 19:30 alle 20:25, eccoli i numeri, ricordiamoli che ci sono già molte telefonate, molti messaggi, ovviamente ringraziamo tutti i cittadini che intervengono in questa trasmissione. 049 80 77753 per le telefonate, 345 33 41171 per i messaggi. Il sindaco risponde @gruppotv7.com per i messaggi durante la settimana o le email e potete interagire con noi anche tramite le piattaforme di Facebook su iReporter. Allora c'è già una telefonata, mi dice Dani, sentiamola. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Bellavero Giovanni da Bassanello. Prego signor Giovanni. Dunque, il discorso è il traffico limitato. Mi sente, sì? Benissimo. Ah, no, ecco. Noi abitiamo sulla zona del Basso Isonzo. Ecco, i servizi non ce ne sono perché bisogna tornare a Bassanello per andare a fare la spesa. Noi altri dobbiamo partire e fare 1,5 chilometri di strada senza gambe e senza schiena, praticamente. Mia moglie che non ci vede, per andare a fare la spesa perché io ho un Euro 5 e hanno vietato l'Euro 5. È da un mese che non mi muovo, perché se ho Euro 5 è bloccato dappertutto, che la macchina è perfetta e tutto, perché guardi è sempre controllata. Ma quindi Giovanni, mi scusi Giovanni, cosa chiede il sindaco? Chiedo al sindaco come dobbiamo comportarci per andare a fare la spesa, perché a piedi non ci andiamo, cosa dobbiamo chiamare? Un taxi per andare? Prego signor Giovanni, adesso il sindaco le risponde. Dice praticamente che è impossibilitato, è la macchina che ha, è una macchina vecchia e quindi non può transitare, quindi è distante per fare la spesa, come può fare per... Capisco, sono le limitazioni al traffico, non sono diventate dal Comune, sono diventate dall'Europa che vuole montare l'Italia, in particolare Regione Veneto, Regione Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna. Sono limitazioni di traffico che siamo obbligati a fare, non è invenzione di Padova, per cui riguarda tutti i capoluoghi di provincia per quanto riguarda il Veneto. Capisco perfettamente il disagio, infatti quando esagero un po' queste cose, io capisco che non è che sia affezionato alla macchina, è che ovviamente costa cambiare l'auto. Noi cerchiamo anche di fare pressione attraverso l'ANCI perché mettono risorse per dare la possibilità di cambiare il veicolo. Non è facile questa cosa, purtroppo da una parte c'è l'aspetto ambientale, dall'altra parte si scontra veramente con i cittadini, la disponibilità a muoversi piuttosto che fare la spesa, piuttosto che andare all'ospedale. Capisco perfettamente, ma sono regole non imposte a noi, sono regole europee, a sua volta assorbite dal governo italiano e dalle regioni. Per cui capisco il problema, non posso farci niente. Però purtroppo. Sì, si può fare qualcosa, sindaco. Signor Giovanni... può utilizzare il buono taxi, questo sì. No, dico, c'è un'altra cosa, posso suggerire, se mi permette il sindaco. Il signor Giovanni oggi le grandi distribuzioni può anche portarla a casa telefonando, e quindi questo può essere un aiuto, signor Giovanni, se glielo posso dare. Lei chiami, ordina, prenota per telefono e le grandi distribuzioni, che ce ne sono molte qui a Padova, le possono portare a casa la spesa. È un giusto suggerimento. Credo che sia un suggerimento valido, giusto sindaco? Certo, anche il buono taxi è un altro sistema. Oppure che il buono taxi, solo che se non ha la possibilità di spendere soldi per il taxi, questa è la seconda. Capisco il disagio. Questa è la seconda soluzione, che però può al giorno d'oggi anche essere utile per il cittadino di Padova che abita. Basta non ancora computer, basta il telefono. Certo, in zona Bassanello, in zona Basso Isonzo. Andiamo con i messaggi. Elisabetta, iniziamo con il primo. Quando regalerete lo spazio della caserma Romagnoli ai cittadini di Chiesa Nuova? Grazie per la risposta. Sono 6-7 mesi che sto parlando dello Stato, di INVIMIT, vuol dire quando è stato caratterizzato le caserme, è stato un ente che si chiama INVIMIT. Stiamo parlando in continuazione, hanno dei progetti a breve. Devo dire che sono molto interessato a questa zona, in quanto è previsto che sono 150.000 metri quadrati, è grandissima. Ho avuto l'opportunità di vederla
a ottobre dell'anno scorso. È una piccola città, ovviamente chiusa, non è è in stato di abbandono. Sono progetti importanti da parte nostra, si vorrebbe far sì che diventasse la parte posteriore della caserma tutto verde, per cui agganciarlo al parco delle Brentelle, la parte di fronte far sì che sia residenziale, piccole attività, negozi. Ci piacerebbe anche, e stiamo trattando con i Vinit, per fare sì che diventi la piazza di Casanova e passa anche il tram di fronte, per cui è in corso il progetto, è un progetto importante, è un bene importante e questa caserma va utilizzato più presto. Io confido molto, l'amministratore delegato è appena stato confermato, tra un paio di mesi dovrebbe venire a portarmi un progetto che cercheremo di condividere con loro e per quanto riguarda l'amministrazione comunale, piazza e tram. E chiedo scusa, però prima di andare avanti, Elisabetta, con i messaggi abbiamo un'altra telefonata. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera. Buonasera signor Sindaco. Con chi parliamo? Sono Antonella. Da dove chiama signora Antonella? Io abito a Padova, in via Montà. In via Montà, prego signora Antonella. Sì, allora signor Sindaco, penso sia al corrente che via Montà è una mulattiera ricca di buche e quando passano i tram purtroppo vibrano perfino i vetri di casa. Quando è che pensate di sistemarla, se era possibile, vista la situazione appunto che è abbastanza disastrosa? Perfetto, grazie signora Antonella, il sindaco le risponde. Allora, abbiamo stanziato 11 milioni per dare asfalto e marciapiedi. Partiranno i lavori con la primavera, non si possono fare adesso, non so se sia previsto, anche, non voglio dire bugie, quella strada. Su Padova.net, sul sito, ci sono tutte le strade in cui vengono asfaltate, marciapiedi e strade, completamente. Sono 11 milioni investiti in asfalti. E se quella strada non è scritta, cosa farete? Cercheremo altre risorse, è molto costosa fare questa cosa. Però io penso, vado a memoria, faccio fatica a ricordarmi tutto, io penso che sia previsto, ma basta andare su Padova.net e si vede chiaramente se c'è o no e quando sarà fatta. C'è già, guardi, c'è della Jessica che mi dice che c'è già, dunque le do la notizia, ecco, la signora che è già programmata per essere asfaltata in primavera. Ecco, non volevo dire bugie, mi fa piacere questo, non volevo essere certo, ripeto, 11 milioni per asfaltare strade e marciapiedi. In ogni modo la signora Antonella... E bisogna aspettare però che cambi il tempo, se non si possono fare asfalti ci fa ancora un mese e mezzo. Certo. La signora Antonella può stare tranquilla perché è programmata anche quella via. Lo dico a tutti quanti, se andate nel sito Padova.net, nel sito del comune, c'è scritto quando asfalteremo marciapiedi, quando asfalteremo le strade, in maniera puntuale, quando e quale zona. Vabbè, una sera Elisabetta spiegheremo anche un martedì prossimo ai nostri telespettatori che non ne sono a conoscenza o chi non è a conoscenza come funziona Padova.net, così lo faremo vedere e capire. Magari se prima del termine della trasmissione Elisabetta mi la date la pagina, così la spiegheremo già questa sera. Andiamo con i messaggi, ne mancano molti ancora da leggere. Vai Elisabetta. Davanti all'ospedale, in via Giustiniani, la seconda corsia è diventata un parcheggio ed è quasi impossibile transitare in auto. Questa mattina l'ambulanza è rimasta bloccata. Sarebbe ora di mettere qualche multa, vista la possibilità di parcheggiare al Busonera poco più avanti. Claudio. Ha ragione. Abito abbastanza vicino, poi vedo che c'è questo problema di parcheggio abusivo. D'altronde devo essere chiaro su un'altra cosa. Abbiamo un problema all'interno dell'ospedale, mancano i parcheggi. Ne abbiamo pochi, la gente vuole arrivare assolutamente, specialmente quando ha un problema sanitario, vuole arrivare a tutti i costi in ospedale con la macchina. Questo è un problema. I nonni vigili del comune, devo dire, fanno veramente una vita dura, perché la gente quando ha un problema sanitario vuole parcheggiare all'interno, non vuole camminare, non vuole andare nel parcheggio Busonera. Le multe vengono messe in continuazione, si tratta anche proprio... Io capisco però anche certa gente è pigra, ma certa gente quando ha un problema di salute vuole andare in ospedale e non vada a dove parcheggia. È un problema che speriamo di risolvere presto con l'avvento del nuovo ospedale.
aprile, maggio, cominciano già con pediatria, un po' alla volta spero che venga fatto rapidamente. Nel nuovo ospedale che verrà fatto in via Giustiniani ci sarà pediatria, mamma, bambino. Sì, però Sindaco, in questo momento il nostro telespettatore Claudio chiede in questo momento, perché l'ospedale sarà pronto fra 6, 7, 8, 9 anni. No, 6, 7 anni. Ecco, per 6-7 anni cosa farà tutto il parcheggio che c'è, come diceva, che blocca anche le ambulanze, ci sarà un maggior controllo? Il parcheggio, stiamo studiando soluzioni con il direttore generale dell'ospedale per far sì di trovare un'alternativa per i collaboratori dipendenti dell'ospedale che parcheggiano in un'altra parte, in modo tale da lasciare spazi a chi ha bisogno di entrare. Stiamo collaborando con loro per trovare una soluzione. Non è facile, però con il direttore Giuseppe Del Bene stiamo trovando una soluzione che penso sarà fatta anche abbastanza rapidamente. Ovviamente deve essere disponibile l'azienda ospedaliera, non possiamo ovviamente obbligare nessuno. Certo, andiamo avanti con i messaggi, Elisabetta. Nei pressi del cavalcavia Maroncelli si sta costruendo una rotonda. Le vie limitrofe, come via Primo Visentin, necessitano di nuova illuminazione. Attualmente ci sono lampade pericolanti. Bene. Appena che hanno terminato, stanno lavorando in Maroncelli, sono hanno messo un investimento di 350.000 euro. Appena finiti i lavori della rotonda sistemeranno i marciapiedi e l'illuminazione sarà fatta molto rapidamente. Entro la primavera sarà tutto finito. L'ultimo messaggio, Elisabetta, perché poi abbiamo una telefonata. La curva dell'Uganio, lavoro infinito, 1 anno e mezzo per farla e finirà a ridosso dell'elezione del sindaco. Che caso strano. No, non è un caso strano, purtroppo sono stati lunghi quei lavori, abbiamo trovato sottoservizi. Però vorrei dire una cosa. Noi abbiamo utilizzato delle risorse per quanto riguarda il governo che ha messo su tempo, siamo stati anche bravini, devo dire, grazie anche al sindaco, all'assessore allo sport Bonavina, abbiamo fatto questa curva, 3.200 posti vicino al terreno di gioco. È vero che i lavori sono allungati, ma non perché sono le elezioni, magari avessimo finito prima. Abbiamo trovato sottoservizi che non conoscevamo, c'è stato un problema della pandemia, le aziende si sono fermate a lavorare. Durante l'inverno un operaio si è fatto male e di conseguenza perché c'era ghiaccio, sono fermati i lavori per la sicurezza. Non è facile, vi garantisco, magari avessimo finito prima. Io in continuazione chiedo al direttore, all'URP, al direttore dei lavori, al nostro assessore di velocizzare. Tra poco arriveranno già le gradinate, perché sono prefabbricate, per cui visivamente sarà anche facile, e poi entro aprile ci sarà un'opera importante per quanto riguarda la copertura. Non è un problema elettorale, cioè, siamo lunghi quei tempi, spesso volentieri, ma ci sono anche dei problemi di riferimenti, materie prime, veramente chiedete se avete amici artigiani che difficoltà hanno a reperire dal legno al cemento all'acciaio, veramente molto molto difficile. Telefonata, sentiamo che abbiamo linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera, sono Maurizio, chiamo dal quartiere Mortise. Prego. Salve. Intanto volevo complimentarmi con il sindaco Giordani. Grazie. Io, per dirle, sono un elettore di destra e devo sinceramente congratularmi con lei e con la sua giunta, perché veramente ho visto in questi 5 anni cosa avete fatto. Grazie. Veramente complimenti. Cose che in passato non succedeva con i suoi decisioni. Poi vorrei chiederle una cosa. Io sono un podista che ovviamente frequenta gli arti, un po' sugli arti, e vedo che c'è molta sporcizia. Lei la scorsa volta che... Pronto? È caduta la linea, credo. È caduta la linea, adesso proveremo a ricontattare il nostro telespettatore. Praticamente mi sembra di aver capito all'inizio del ragionamento che è un podista che frequenta gli argini, ha detto che c'è molta sporcizia, mi sembra di capire, non ha completato il ragionamento, però cercheremo di ricontattarlo. È bellissimo correre sugli argini, abbiamo degli argini stupendi, devo dire. Spero non sia... Adesso lo risentiamo. Sì. Vi ricordo che siamo in rigorosa diretta 20 e 10. Sì, se mi dice dove,
Adesso lo chiamiamo di nuovo. Denis, se mi fate un segnale, se abbiamo messaggi, stanno richiamando. Abbiamo messaggi, c'è qualcosa? Credo c'è, dovrebbe esserci, mi fanno un segnale che c'è. Ovviamente siamo in rigorosa diretta, quindi sono cose che possono succedere. Anzi, facciamo la pubblicità e poi lo risentiamo, così copriamo anche lo spazio pubblicitario. Tra poco.